Mio figlio del Brasile mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che è successo. Ho detto non so niente. Che esempio. Un'agitazione qua. Che robe. La notizia degli atti vandalici al cimitero di Salvarosa a Castelfranco è arrivata anche oltreoceano. Qui incontriamo gente esasperata. Ogni giorno ci raccontano ci sono furti, vandalismi, dispetti. Questo camposanto è sotto assedio. Ogni giorno vengo 4 ore mamma e vedo sempre che i fiori ribaltati, o qui mi porta via i fiori, me la porta via anche a me i fiori adesso. Anche della biancheria ho trovato 3-4 maglie dentro i fiori di mia madre, fazzoletti sporchi, carta sporca. E tante volte arrivo alla lapide e trovo anche un sacchetto di immondizia. Biancheria intima, sporca, di tutto e di più. Per terra c'era conserva, c'erano il giorno dopo tortellini, c'era un barattolo di ketchup, c'era tutta la tomba sporca di cioccolato e un paio di pantaloni avvolti nel masso di fiori dove è sepolto mio papà. È deprecabile, non ho termini per definire un atto così. Nel cimitero ci sono le telecamere di videosorveglianza, ma ci fa sapere il sindaco Marcon, i vandali, oltre ad aver rotto i vetri della chiesetta, si sono pure rubati il videoregistratore, quindi niente immagini. Qualcuno deve fare qualcosa perché non è possibile andare avanti così. E anche da mio suocero hanno rovinato la tomba e non lo so, ce l'hanno su con qualcuno, non sembra, perché rompono di qua, rompono di là e a questo punto no, non si può andare avanti così, bisogna fare qualcosa. Bisogna far funzionare le telecamere e punire chi che ha fatto il disastro, perché così è impossibile, insomma, acciapparsi anche con i cimiteri.